Salut Lombardia! Una delle più annose questioni relativamente allo studio degli idiomi lombardi riguarda il loro statuto. Lingue o dialetti? È una questione piuttosto annosa, una vexata questio, oserei dire, proprio perché dal punto di vista dei linguisti le cose non sono poi molto chiare e dipende anche dalle inclinazioni politiche e ideologiche dei suddetti. Da un punto di vista meramente linguistico, il bergamasco, come le altre varianti del lombardo, sono delle lingue, perché hanno un proprio peculiare profilo da un punto di vista grammaticale, sintattico, morfosintattico, lessicale, perciò hanno piena dignità di lingue. Sicché dovremo parlare di lingue lombarde e di lingua bergamasca. Potrebbero invece essere considerate dei dialetti da un mero punto di vista sociolinguistico, perché al giorno d'oggi purtroppo l'uso che se ne fa è alquanto limitato, ristretto ad alcune fasce della società, in particolar modo gli anziani, e il loro utilizzo è dunque limitato, più che altro viene adoperato il cosiddetto dialetto in ambiti di quotidianità, in ambiti rustici, caserecci e paesani in cui chiaramente non tutti i linguaggi possono essere utilizzati nelle lingue locali in questione. Però è una questione per l'appunto dibattuta proprio perché intervengono inevitabilmente degli elementi politici ed ideologici nel dibattito. Così che se possiamo considerarli dei dialetti, come dicevo, da un punto di vista sociolinguistico, per l'utilizzo ristretto, per il loro statuto rattrappito, se vogliamo, perché purtroppo non si possono padroneggiare tutti gli ambiti dello scibile umano nel cosiddetto dialetto, d'altro canto hanno piena dignità di lingua e possono tranquillamente essere sviluppati appieno per avere anche da un punto di vista sociolinguistico la piena dignità di lingue. Quindi questa è una specie di introduzione al dibattito linguistico bergamasco che andrò ad affrontare nei prossimi video ed è doveroso questo piccolo approfondimento proprio per ribadire come il bergamasco e tutte le altre varianti lombarde siano pienamente delle lingue, per quanto da un punto di vista sociale purtroppo il loro utilizzo è limitato e ristretto soprattutto a certi ambienti come possono essere quelli agresti, rustici o in particolar modo all'utilizzo degli anziani, che sono i principali depositari tanto della cultura rustica e contadina della Lombardia quanto delle lingue locali, purtroppo sempre più diluite, snaturate, atrofizzate e anche naturalmente influenzate dal toscano, cioè dal fiorentino letterario e quindi dall'italiano. Abbiamo il dovere, noi identitari lombardi, noi lombardisti, di utilizzare le nostre lingue, di riscoprirle, di promuoverle e di cercare nel nostro piccolo, come fa il sottoscritto, di poterne parlare approfondendo la loro dimensione culturale, linguistica, filologica, sempre tenendo i piedi per terra, non montandosi la testa, però cercando di fare una piccola opera di conservazione, di acculturazione, di promozione del bergamasco come delle altre lingue, perché dal nostro punto di vista è fondamentale la riscoperta dei banalmente detti dialetti proprio per promuovere anche la cultura a cui sono legati. Questa che andrò ad accennare è una questione che invece approfondirò più avanti, tanto nei video relativi alla bergamaschità quanto soprattutto ai video principali pubblicati a lunedì, circa la natura di lingua nazionale che il lombardo d'elezione, il lombardo più prestigioso che è il milanese, dovrebbe assumere. Dal mio punto di vista, infatti, i territori lombardi devono essere unificati anche culturalmente da un punto di vista pan-lombardo, utilizzando come lingua ufficiale e soprattutto lingua nazionale il milanese classico volgare emendato dei toscanismi. Questo perché il milanese è il principe dei parlari lombardi, non presenta influssi che lo snaturano, a differenza delle altre lingue
lombarde ha una copiosa produzione letteraria da cui ne deriva un certo prestigio, che fa del milanese la principale lingua gallo-italica, o meglio, gallo-romanza cisalpina, deputata a poter divenire un giorno la lingua nazionale delle Lombardie. Questo è il mio modesto pensiero, però credo che sia giustificato da svariate tematiche che fanno comprendere tutta l'importanza del milanese e tutta l'importanza della sua riscoperta e promozione, divenendo anche il veicolo di unificazione non solo linguistica ma anche culturale di tutti i territori lombardi. Questo non significa obliare le altre lingue, anzi significa promuovere a loro volta quello che le riguarda da vicino e, accostandole al milanese, tutelarle, difenderle, promuoverle a livello locale affinché in altri utilizzi, che non siano tanto quello burocratico e amministrativo, possano avere una rinascita grazie ad una riscoperta, ad una promozione, e quindi possano uscire dall'oblio per cercare di essere utilizzate e parlate non solo dai più anziani, ma anche dai giovani, dai più giovani e dagli adulti. Credo sia una missione fondamentale quella a livello di identitarismo di promuovere le nostre lingue locali, anche per cercare di mettere in chiaro una cosa ben precisa. L'italiano, che è fiorentino letterario, lingua delle tre corone fiorentine, Dante, Petrarca, Boccaccio, è una lingua esotica a suo modo nella pianura padana, proprio perché l'italiano, cioè appunto il fiorentino letterario, non appartiene alla stessa sottofamiglia romanza del milanese, del bergamasco, del bresciano, del piemontese, dell'emiliano e così via. Sono due sottofamiglie distinte e proprio per questa ragione il lombardo è più simile all'occitano, al catalano, al castigliano, al francese, piuttosto che all'italiano, che invece è la stessa sottofamiglia del napoletano, del romanesco, del marchigiano, dell'umbro e quindi delle parlate mediane, meridionali o anche ad esempio del corso. Quindi è fondamentale mantenere queste distinzioni proprio per difendere l'identità precipua anche linguistica delle nostre terre, tenendo ben presente per l'appunto che il bergamasco e tutti i linguaggi, tutte le lingue, meglio ancora, affini, non appartengono alla sottofamiglia del toscano proprio perché gallo-italici e proprio perché parte della Romania occidentale, a differenza dell'italiano che invece tradizionalmente viene ritenuto romanzo orientale o comunque distinto grazie alla linea Massa-Senigallia dal romanzo occidentale. Sarebbe dunque doveroso, per quanto non sia possibile cancellare del tutto l'italiano al momento, e sarebbe anche ipocrita dirlo visto che io stesso lo utilizzo, sarebbe però giusto promuovere sempre più le lingue lombarde, promuovere l'elezione del milanese a lingua nazionale delle Lombardie per cercare sempre più di sganciarsi dall'italocentrismo e quindi dal toscanocentrismo e dal romanocentrismo e affermare la bontà delle nostre lingue indigene e dunque dello statuto puramente gallo-romanzo cisalpino dei parlari gallo-italici. Poi ci sarebbe anche la questione veneta, che è un problema particolare perché, come già vi dicevo, rappresenta a suo modo un'anomalia del panorama cisalpino, ma avremo modo di riprendere in considerazione la questione. Questo breve video vuole essere un'introduzione al secondo video settimanale che pubblicherò e che riguarda nello specifico la situazione della bergamaschità, proprio a partire dalla lingua bergamasca. Perciò non possiamo che dire che, sebbene a livello sociolinguistico il bergamasco sia purtroppo da considerarsi un dialetto, da un punto di vista linguistico è pienamente lingua e pertanto deve essere considerato tale. Nei prossimi video approfondiremo altre tematiche e avremo anche modo comunque di riparlare di quanto esposto in questo momento. Però davvero mi raccomando, cercate, soprattutto mi rivolgo ai bergamaschi, di non parlare più di dialetto bergamasco ma di lingua
bergamasca, a meno che si voglia considerare come lombardo la famiglia linguistica lombarda, cioè gallo-italica, e in questo contraddistinta dalla presenza di vari dialetti, tra cui il bergamasco, ma solo da questo punto di vista il termine dialetto dovrebbe essere impiegato al di là dell'ambito sociolinguistico. Spero di non avervi tediato e ci vediamo la prossima volta. Salut Lombardia!